Guarda, stavamo passeggiando per le vie del Vinitaly e abbiamo visto questi ragazzi altissimi vestiti di bianco. Abbiamo detto aspetta un attimo che li fermiamo. Siamo in compagnia del presidente della Verona Volley Stefano Fanini e il capitano Rok Mosic. Presidente, intanto benvenuto. Benvenuti, grazie a voi dell'invito. Quanto è importante come squadra essere qui al Vinitaly 2025? Per noi è fondamentale essere parte del nostro territorio, siamo la squadra appunto di Verona e della nostra provincia. Vinitaly è una fiera fantastica, internazionale, quindi per noi è motivo di orgoglio anche per i nostri ragazzi che tra l'altro arrivano da tutte le parti del mondo e credo che sia bello farli partecipi di una fiera così importante. Noi ci teniamo davvero tanto come club, siamo un giovane club nati 4 anni fa, stiamo crescendo, stiamo portando il nome di Verona in Italia e speriamo presto in Europa e nel mondo, quindi i nostri ragazzi in questo sono fantastici e siamo molto contenti di essere qui in questa fiera. Il 2025 è iniziato da 3 mesi, siamo solo ad inizio aprile, in realtà sono già passati 3 mesi, sembra ieri l'inizio dell'anno. Quali sono i progetti insieme alla squadra per questo 2025? Il nostro è un progetto in continua crescita, cerchiamo ogni anno di alzare l'asticella sia dal punto di vista dei numeri del club. Attualmente abbiamo 105 partner, quindi sono numeri veramente importanti. Anche a livello tecnico cerchiamo ogni anno di migliorare la squadra, quindi il nostro sogno è chiaramente di portare raggiungere traguardi importanti a Verona e questo è quello che stiamo già facendo. Quest'anno abbiamo raggiunto il 4º posto in regular season, la finale di Coppa Italia, abbiamo la medaglia d'argento, quindi stiamo facendo un bel playoff 5º posto che abbiamo appena iniziato con un'importante vittoria contro Milano, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene a Verona e portare Verona in alto. Parlando invece di vino, Presidente, ieri parlando con alcune persone all'interno degli stand abbiamo compreso che comunque un buon bicchiere di vino fa bene, come tutte le cose, senza esagerare, no? Un bicchiere di vino fa bene. In preparazione, prima di una partita, lo possono bere un bicchiere di buon vino? Il vino fa sicuramente bene, come tutte le cose vanno vissute con moderazione. Diciamo che prima della partita non è proprio consigliabile. Io amo stappare una bella bottiglia quando vinciamo una partita, in quel momento il brindisi penso è la cosa più bella che unisce le persone, perché il vino comunque è gioia, il vino è convivialità, quindi la cosa più bella, soprattutto per noi italiani, in particolare noi veneti che viviamo in una regione fantastica dal punto di vista con tantissimi produttori importanti, con eccellenze. Il bere con un bel vino e nel nostro caso chiaramente ci teniamo veneto e magari ancora di più veronese è la cosa bella che ci possa essere. Grazie mille Presidente, mi sposto dal nostro capitano Rok Mosic. Intanto Rok, come ti senti a ricoprire questo ruolo all'interno della tua squadra? È bello, sicuramente un orgoglio ma anche una responsabilità, non è sempre facile, sicuramente quando ci sono i momenti di difficoltà che ci sono sempre nella vita ma anche nello sport, però siamo una squadra molto bella, un gruppo e diciamo che mi aiutano anche tutti i compagni, quindi è la mia seconda stagione come capitano e penso che sto facendo un buon lavoro ma c'è sempre possibilità di migliorare. Ottimo, tante volte da fuori vi vedono quasi come alieni, no? Perché vi vedono bravissimi, fortissimi, immagino che siate anche voi umani e come potete vivere magari un momento di up totale avete anche dei momenti di down. In quel momento il ruolo di capitano quanto è importante e cosa fai per la tua squadra in queste situazioni? Ma sicuramente ci sono up and down, per me più importante è sempre di pensare in futuro, questo che ormai è andato non possiamo più cambiarlo, quindi quando si vince perfetto, tutti contenti e vedere cosa abbiamo fatto bene, così continuiamo su questa strada. Invece quando si perde le cose che non le abbiamo fatte bene e soprattutto di non essere troppo negativi, comunque dopo ogni sconfitta sempre arriva una vittoria e questo deve essere sempre il pensiero, quindi dobbiamo essere uniti dopo la sconfitta e pensare avanti come a raggiungere i nostri obiettivi. Dopo la pioggia c'è sempre il sole, capitano, ottima mentalità. Lo bevi il vino? Qualche volta sì, diciamo che sono sloveno, che anche da noi c'è questa cultura, come ha detto il Presidente, prima della partita sicuramente no, ma dopo, come ha detto, che si vince un brindisi si può fare sempre, però non è proprio nella nostra dieta, diciamo. Ottimo, grazie mille per il vostro tempo. Ketty, abbiamo con noi anche l'abbiamo intervistata ieri, Elisa De Berti è qui con noi. La salutiamo. Buongiorno a tutti. Sì, sono qui con voi perché io sono una tifosa del Rana Verona, vado a vedermi tutte le partite e quando posso anche in trasferta, quindi sono
una loro grande tifosa. Che bello poter comprendere anche quelli che sono poi i gusti, no, delle nostre istituzioni. Quindi Ketty, io ci tengo a salutare di nuovo il nostro presidente della Verona Volley e il capitano Rock Mosic, presidente Stefano Fanini.